diciamo, tutti strumenti acustici, abbiamo abbandonato quel momento anni 80 e diamo il benvenuto qui al salotto ad Ambra Drius. Allora Ambra, benvenuta qui al salotto. Io so anche che tu sei, diciamo, la fomentatrice di un movimento culturale, artistico, che poi, insomma, poi ci racconterai, che cerca di promuovere la musica, ma credo anche le arti. Mm-hmm. Sì, sì, certamente. Allora, sì. È iniziata come un tentativo di riunione di musicisti che vengono da svariate regioni italiane che producono musica originale facendo autoproduzioni, di cui abbiamo un esempio qui in Easy Recipes, che stasera suona con me, ha arrangiato con me questi pezzi. Però l'idea è quella di portare i principi che ci animano come nucleo, perché non siamo ancora un collettivo, non siamo nulla, anche nelle altre arti, certo. Anche nelle altre arti. Io vabbè, poi ho visto qua delle stampe, ce le racconterai strada facendo. Certo. Con che cosa iniziamo questa sera? Che brano ci vado ad ascoltare? Iniziamo con Battito. 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 Benissimo. Ambra Drius qui al salotto. Battito. Soliloquio della forma seduta sul divano, spargo limiti nel buio per orientarmi meglio. Battito, un quadro
Ambra Drius, qui al salotto, un'artista di origini friulane, se non sbaglio, no? Se non sbaglio, e vabbè, adesso non è che vogliamo andare a indagare come sarà finita a Torino, perché sai, ormai Torino è un crocevia. Secondo te? Ipotizza. Motivi Due, stupidi. o studio o amore. Esatto. Lavoro di sicuro no. Ha sbagliato città. Era quella la cosa che Studio diciamo. sull'amore suggerisce. Studio il nostro sull'amore, caro magari. Vabbè. Quindi tu stai facendo uno studio sull'amore qui a Torino, diciamo. Ecco, se fai lo studio sull'amore, quando ci hai capito qualcosa, diccelo, che ne Pubblicalo, abbiamo pubblicalo, bisogno quello tutti va, quanti. quello va. Esatto. Bene, quindi diciamo sei qui a Torino per studiare e nel frattempo hai lanciato anche questa Franklin non c'è, che sarebbe questo collettivo. No, tu non vuoi parlare di Franklin non c'è. Ah, ma certo che voglio parlare di Franklin. Prima di tutto vi dico un secondo chi è Franklin, così inquadriamo un perché attimo. se non c'è, almeno sappiamo chi è. Allora, la storia di Franklin è strettamente legata all'EP, il primo EP che questo neonato nucleo, questa neonata rete sta producendo. E questo EP è un EP autoprodotto e collettivo che è basato su 6 brani miei, arrangiati con musicisti di ogni sorta. Siamo una squadra di 20 e passa musicisti ed è registrato negli spazi che aderiscono alla rete. E la prima canzone di questo brano si chiama Franklin. E chi è Franklin? Franklin è una tartaruga chiusa in una vasca. Lo potete trovare su YouTube e anche sulla mia pagina SoundCloud Ambra Drius, così vi fate un'idea. E questo Franklin era una creatura presa male, decisamente presa male, in cui mi rispecchiavo come musicista. E poi con il tempo è venuta fuori questa idea di rete, è venuta fuori che esistono dei modi per continuare a fare della musica in maniera divertente e insieme ad altre persone. E quindi è venuta fuori la creatura immaginaria che si chiama Franklin non c'è. E le stampe che trovate fanno riferimento, che poi vi distribuirò, è bravo. Quello lì è il manifesto simbolico della nostra rete. Adesso Invito tutti i presenti a attingere senza pietà. Va bene, adesso è attaccato con gli effetti speciali, però poi bisogna metterlo a fuoco, è un casino, poi ti spiego. Comunque, perché non c'è? Perché Stasera non c'è, in silenzio ti darò un sacco di pillole. È già questa, diciamo, un'installazione. Quindi c'è una pagina Facebook, invitiamo tutti ad andare lì eventualmente per andare a cercarlo. Capire chi ne fa parte per adesso. Comunque di base era una tartaruga all'inizio. All'inizio era una tartaruga, adesso una vasca, ho capito una tartaruga, una vasca. Sì. Quindi il prossimo brano che ci vado ad ascoltare è questo qui proprio, Franklin. No. Quello ognuno lo scopre di per sé. Stasera facciamo sentire un pezzo che è un pezzo precedente all'EP e si chiama Viaggio. Viaggio. Ambra Drius qui al salotto. Forza. Non si può uscire da sé. Portogallo, Brasile, che differenza c'è? Io viaggio ma resto immobile. Sei giovane e bello e la colpa è del mondo che vive là fuori per niente ed ormai sei stanco della tua gente, allora fai sogni lontani ed ogni tua idea ti cade a pennello
che tra tante porte una è la via. Un'olvera sola e non si può uscire da sé. Portogallo, Brasile, che differenza c'è? Io viaggio ma resto immobile. Salir sull'aereo ed alzarsi in volo e sentirsi già terzo come più del cielo, in terra straniera oltre l'equatore, cercare rifugio, cambiare colore. Ma passa l'abbaglio, cominci a capire che la canzone è una da ascoltare. Il sole sta fermo, la luna si muove e qui sotto si vive e si muore. Non si può uscire da sé. Portogallo, Brasile, che differenza c'è? Io viaggio ma resto immobile. Io non lo so se magari lo conosce Cato, quello strumento che stava suonando, cos'è, una specie di un'arpetta, non so come si chiama. Cetriope. Ah, un cetriope. Così presentiamo anche sì, l'ospite di sempre stasera, no? Se non ti dispiace che Ho sbagliato. Sì. Giacomo JR, non so, stasera gli diamo un sacco di nomi che ci fa un po' di giambè. Va bene. E lui l'ha chiamato Cetriope per dire questo. Ah, lui l'ha chiamato cetriope, cioè non è che c'è una voce cetriope su Wikipedia che c'è quello No, strumento. Dopo gliela metto. Dopo gliela Esatto. metti, no, gliela metti tu, bisogna farlo mettere comunque, vabbè, adesso è. Beh, e quindi sono anche, diciamo, strumenti, diciamo, singolari, strumenti non quasi convenzionali, non convenzionali. Ma sì, non convenzionali. in queste situazioni così intime ci divertiamo. D'altronde è un salotto. Una cosa che fate salotto. per noi. D'altronde è un salotto. Dal nostro salotto al vostro salotto. Questo è bellissimo e chissà in quali altri salotti, perché siamo in streaming, ricordiamolo, andremo anche in onda su Radio Flash martedì prossimo, su Radio Città Futura, anzi salutiamo anche come dire, gli amici di Roma, e per chi si fosse perso, diciamo, qualche puntata e non volesse recuperarla, basta andare su cortocorto.it, ho detto tutto, no? Queste sono diciamo, le nostre coordinate. Adesso con che brano proseguiamo in questa navigazione all'interno del vostro mondo? Proseguiamo con un brano che si chiama Calabria. Calabria. Sì, che parla di una bella vacanza. Calabria, Ambra, Drius qui al salotto.
vivrò meglio. Lattina usata e frase insensata, mi mostrerò dolce ed inaspettata. Sera io non son cambiata, forse non ho dato fiducia alla vita, forse doveva andare proprio così. Così. Lasciami andare, fammi restare, nuvola o scoglio, io vivrò meglio. Lattina usata e frase insensata, mi mostrerò dolce ed inaspettata. Un finale diciamo rocambolesco, un finale rocambolesco per questo brano. Ci stavamo chiedendo se c'è poi la possibilità, uno, per vedere di suonare dal vivo, cosa fate? Venire nel vostro salotto o avere un salotto simile al vostro? No, ci sono delle date, ci sono degli appuntamenti che vuoi ricordare? Ci sono degli appuntamenti che vengono tutti quanti aggiornati sulla pagina Facebook che si chiama Franklin non c'è, perché al momento le mie date personalmente sono legate a quelle di, diciamo così, con un termine di promozione e di compattamento della rete, e quindi ci troverete in Friuli in realtà questo mese, tra una decina di giorni. E poi ci troverete a Bologna prossimamente, le prime settimane di dicembre, poi in Friuli di nuovo. Poi saremo, i primi di dicembre siamo anche ad Asti, insomma, mano a mano che le date vengono fuori, noi vi facciamo sapere tutto. Ci fai sapere tutto, e basta andare sulla tua pagina Facebook. Sì, e sulla mia pagina Facebook personale, Ambra Drius, oppure anche direttamente su Franklin non c'è. Su Franklin non c'è. Allora senti Ambra, con che brano vuoi salutare il pubblico del salotto e del lab qui questa sera? Quale sorpresa? Vi porto un po' a casa mia. Vi porto a Trieste. Ah, bene. A Trieste. Sento già un po' di vento. Bravo. Signore e signori, Ambra Drius ci porta a Trieste con un brano che si intitola... A Trieste. A Trieste. A Trieste. E allora applauso per questa forza.
fammi morire sotto il sol di Trieste, col balusina sull'acqua, il tira fuori la luce intera della zitta matta e fiera, s'era data al mar e la piera. Oddio, fammi morire sotto il sol di Trieste, mi cammino la gente, la giacola e coca e svola, la vita non molla e la me incorona, regina dei raggi per oggi e bei giorni, per tutti i miei giorni. E la barca che va sempre in Dio la torna. Riva labora risciare, labora, riva labora risciare, labora, riva labora risciare, labora, riva labora risciare, Me fermo sul molo, me la so portare, penso al barchin che se perdita al mar, al largo andrà, ma sempre il dovrà tornare, e anche a me più lontan vado, più casa mia me tocca sognare. La barca che va sempre in Dio la torna. E la barca che va sempre in Dio la torna. Ambra Drius, grazie mille per essere Grazie a voi. intervenuti. Adesso andremo a cercare questo Franklin, ti facciamo